Benvenuto, benvenuto Alessandro. Sì, questa parte era la tua, quindi io ero pronto a farla in tua assenza, ma dimmi come procediamo, insomma, vuoi andare te? Ok, procedo io. Va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Molto velocemente introduciamo l'iniziativa Parco Fiume Brenta, il progetto Life Brenta 2030, che di fatto ha l'obiettivo di conservare e migliorare la connessione ecologica e anche la conservazione della risorsa idrica del bacino Brenta. Prossima slide. E quindi nell'ambito di... Prossima slide, per favore. Nell'ambito del progetto c'è un'azione specifica che si rivolge al mondo agricolo e in generale a promuovere tutte le opportunità di finanziamento che ci sono in regione, a livello nazionale ed europeo, per andare a creare e a migliorare la connessione ecologica lungo il fiume. È un fiume che di fatto è pieno di aree ricreative, ma anche pieno di attività agricole, quindi spesso le attività agricole arrivano fino quasi alla sponda del fiume stesso, creando diversi anche impatti, appunto, impatti ambientali, con molte attività anche ricreative, con una ciclabile, molte attività e aree ricreative come le vedete indicate nella mappa, che creano appunto un ambiente favorevole all'attività sportiva, all'attività ricreativa, quindi il sito è anche visitato da molte persone e ha al proprio interno moltissime aziende agricole. Quindi l'obiettivo un po' del progetto e di questa azione in particolare è quella di diffondere misure del PSR, opportunità di finanziamento, per andare a diciamo, migliorare le pratiche agricole e la gestione del territorio lungo quest'asta fluviale, che spesso poi, per fortuna, in questo tratto rappresenta anche un habitat Natura 2000, quindi di alta importanza e di qualità ambientale, ma che poi più va verso diciamo, la parte successiva a Padova, diventa di fatto un canale quasi, quindi l'obiettivo è quello di aumentare la connessione ecologica. Prossima slide. Appunto, siamo di fronte a un Life Brenta 2030, partito 2 anni fa, siamo a metà del progetto, durerà fino al 2023 compreso, con diversi partner, circa 2 milioni e 6 di finanziamento e coinvolge tutti i comuni rivieraschi e quindi spesso anche queste opportunità non vengono solo dirottate appunto agli agricoltori, ma anche ai proprietari di terreni pubblici come comuni, e altri soggetti pubblici. Prossima slide. E come detto, appunto, il progetto è coordinato da ETRA, che è la multi-utility dell'acqua, e non a caso, appunto, c'è un soggetto che gestisce l'acqua, ma che si occupa anche di ambiente, proprio perché lungo il Brenta diciamo, si preleva la quantità più importante di acqua potabile in Regione Veneto. Quindi quando bevete acqua in Regione Veneto sappiate che un buon 15-20% dell'acqua potabile deriva dalle falde del Medio Brenta. Noi assieme ad ETRA siamo promotori del progetto, assieme ai comuni carmignani di Brenta, al Lato Brenta, all'Università di Padova, Veneto Acque e Veneto Agricoltura. Ovviamente tutti i comuni rivieraschi hanno supportato l'iniziativa. Prossima slide. Molto velocemente concludo presentando le attività in breve, nel senso che l'AIFA ha di per sé, finanziati dalla Commissione europea, tutta una serie di miglioramenti gestionali e ambientali. In particolare stiamo lavorando con il settore idrico potabile per fare in modo che il servizio idrico potabile possa anche essere l'attore e il finanziatore di interventi di conservazione dell'acqua, ma anche delle aree naturali attorno alle aree di captazione, proprio perché se vogliamo bere acqua pulita dobbiamo anche conservare, monitorare e proteggere le aree da cui si preleva l'acqua. E quindi miglioramenti ambientali anche direttamente finanziati dall'AIFE, ma anche poi questa azione di supporto agli agricoltori che utilizza principalmente il PSR, ma anche altre forme di finanziamento private, per supportare gli agricoltori a migliorare le proprie pratiche agricole, convertendo all'agricoltura biologica, mantenendo i prati stabili, finanziando appunto l'impianto di arboreti da legno o boschi permanenti di pianura. Prossima slide.
Ovviamente il progetto ha tutta una serie anche di attività relative alla cartellonistica, educazione ambientale, il primo sistema nazionale di raccolta di rifiuti lungo un fiume, di cui andiamo molto fieri. E nei primi mesi abbiamo raccolto circa 12 tonnellate di rifiuti sparsi in diversi luoghi e continuano ad essere raccolti, e poi molte attività di comunicazione come questa. Prossima slide. E questi due esempi, e chiudo, con queste iniziative abbiamo appunto supportato il comune di Fontaniva con il bando Boschi di Pianura pubblicato alla fine dell'anno scorso. Abbiamo appunto ricevuto la notizia che è stato finanziato, quindi circa 8 ettari di bosco planiziale nel comune di Fontaniva. Diventerà un bosco lungo la ciclovia del Brenta, un bosco a carattere protettivo, per ridurre le emissioni anche che arrivano dalla statale, che incrocia, che interseca il bosco, ma diventerà anche un bosco lungo la ciclovia con un'importanza artistica, in quanto verrà destinato a contenere delle opere artistiche in ghiaia, in modo tale che tutti i ciclisti che passano lungo la ciclabile possono anche avere una sorta di opera d'arte all'aperto. Dall'altra parte, con un'azienda agricola, Valerio Luigino, a Pozzoleone, abbiamo creato, sempre attraverso un'altra misura del PSR, un'area umida che qualifica l'azienda da un punto di vista anche ricreativo e ambientale, e non solo produttivo. Prossima slide, e io penso di avere concluso. Sì. Esatto. Ok, e prendo la parola io. Grazie mille Alessandro, e intanto grazie mille a tutti per la partecipazione. Io mi presento e sono Linda Barci di Etifor, e oggi mi occuperò di descrivere di come si compone il bando relativo alla misura del PSR 8.1.1, di quali sono le sue finalità, e descriverò quindi cosa è richiesto dai progetti che verranno candidati. Infine poi mi soffermerò anche a descrivere quali sono i criteri di valutazione dei progetti. Allora, la Giunta regionale del Veneto, con la delibera del 30 giugno 2021, ha approvato l'attivazione di bandi relativi ad alcune misure e tipi di intervento del PSR regionale per la programmazione del 2014-2020, tra cui figura la misura 8 che riguarda appunto l'ambiente forestale. Come detto, oggi parleremo della misura 8.1.1, che ha come scopo quello di incentivare in particolare gli interventi forestali relativi all'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. La Regione Veneto per questa misura mette a bando risorse pari a 1 milione di euro appunto per incentivare la diffusione di questi impianti, con l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola, data dalla concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti. Ok, quindi l'obiettivo appunto è quello, è sul focus area 5.E, e è quello di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. Questa misura non finanzia impianti di abeti natalizi e bosco ceduo o specie a rapido crescimento per uso energetico. Allora, passando a descrivere chi sono i beneficiari degli aiuti, quindi chi può presentare la domanda di contributo, si tratta principalmente di soggetti proprietari e o gestori di terreni agricoli e non agricoli, di cui fanno parte i soggetti privati, associazioni o consorzi di privati, amministrazioni pubbliche, tra cui comuni o associazioni di comuni, regole, unioni o comunità montane e associazioni miste tra privati e comuni. Per quanto riguarda chi può appunto presentare la domanda di contributo, sono considerati equiparati ai proprietari dei terreni i conduttori che hanno titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziale o concessione, mentre non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici incomodato. Al momento della presentazione della domanda
È necessario avere la proprietà o possedere un altro titolo idoneo, come quelli che ho appena elencato, e nel caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un soggetto privato o un comune. Allora, passo ora alla descrizione degli interventi che sono previsti dal bando. Quindi sono ammissibili gli imboschimenti temporanei di terreni agricoli e non agricoli che devono rispettare un turno minimo di 8 anni e un turno massimo di 20 anni. Le piantagioni di arboricoltura da legno previste devono essere esclusivamente monocicliche pure o miste. Gli impianti devono essere costituiti con una densità che è compresa tra un minimo di 200 piante ad ettaro fino ad arrivare a un massimo di 350 piante ad ettaro. Per quanto riguarda invece l'identificazione delle specie utilizzabili, si trova un chiaro riferimento a tutte le specie, appunto consultando direttamente il bando, perché appunto c'è un allegato un allegato tecnico dove sono elencate nel completo tutte le specie ammissibili con i relativi riferimenti normativi, quindi relativi al loro utilizzo. Per quanto riguarda l'ambito territoriale interessato appunto dal bando è quello rappresentato appunto dai terreni agricoli e non agricoli interni al territorio della Regione Veneto, con però l'esclusione di terreni che sono coltivati a prato permanente o a pascolo permanente, i terreni che sono situati in ambienti in cui questo tipo di interventi comporterebbe una riduzione della biodiversità, quindi ovvero zone umide o torbiere, e gli interventi non sono ammessi nelle aree Natura 2000, che sono appunto nelle aree riconosciute come habitat ai sensi della direttiva Habitat. Ok, poi continuando con gli interventi ammissibili, si individuano diverse categorie, diciamo, quindi nel caso di progetti di impianto che superino i 10 ettari, l'operazione deve consistere in una mescolanza di specie arboree che includa almeno una delle seguenti condizioni. Quindi deve essere previsto almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o deve essere previsto un minimo di 3 specie o varietà in cui la meno abbondante deve costituire almeno il 10% della superficie interessata dall'investimento. Nel caso limitato dei pioppeti, quindi si applicano dei criteri diversi solamente nel caso dei pioppeti, quindi nel caso si vogliono realizzare impianti fino ai 10 ettari, quindi compresi i 10 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 10% del totale uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale, che è appunto presente sempre nel bando che è stato pubblicato. Mentre nel caso di impianti, di previsione di impianti maggiori di 10 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi usando almeno 3 cloni, 2 dei quali devono essere scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale. Questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 10% del totale delle specie utilizzate. La superficie di investimento può anche non essere accorpata purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore a 0,5 ettari per ciascun corpo. Ok, allora, parlando ora delle spese ammissibili, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali, quindi per quanto riguarda i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico. Ne elenco alcune molto velocemente, quindi ad esempio sono ritenute spese ammissibili quelle di analisi del terreno, preparazione e lavorazione del terreno, è ritenuta una spesa ammissibile la pacciamatura biodegradabile e gli interventi di irrigazione che verranno realizzati appunto negli impianti.
Ok, come ho detto in precedenza, l'importo messo a bando dalla Regione per la misura 8.1.1 è pari a 1 milione di euro. L'importo dell'aiuto che appunto si può richiedere è pari all'80% della spesa ammessa, quindi delle spese che ho appena elencato, e la spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 2.500 euro fino ad un importo massimo di 40.000 euro e non può eccedere i 5.000 euro ad ettaro. La presentazione della domanda di contributo può avvenire entro il 30 settembre 2021, ovvero da 90 giorni dalla pubblicazione del bando. Ok, quindi ai fini di questo bando si applicano alcuni criteri di priorità e dei relativi punteggi. Quindi al fine dell'inserimento nella graduatoria, le domande di contributo presentate devono conseguire un punteggio minimo di 35 punti e per ciascun criterio che adesso vi elencherò è ammissibile, è attribuibile un solo punteggio ovviamente. Allora li passo in rassegna velocemente. Quindi è attribuito un punteggio di 15 punti alle associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, comprese le regole. Vengono assegnati 10 punti agli imprenditori agricoli e agricoli professionali e 5 punti ai richiedenti che abbiano la concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate. Mentre si ricevono 20 punti se l'investimento è localizzato in una zona vulnerabile dai nitrati di origine agricola e 5 punti se più del 50% della superficie di investimento è situato in area interna. Ok, quindi per concludere, prima di dare la parola al dottor forestale Andrea Rizzi, che si occuperà di presentare anche delle proposte di impianto di arboricoltura coerenti con i requisiti del bando, presento questi ultimi criteri di selezione. Quindi viene attribuito un punteggio di 30 punti agli investimenti realizzati da soggetti che sono in possesso di certificazione di gestione forestale sostenibile, quindi ad esempio FSC, e vengono attribuiti 25 punti ad investimenti realizzati da soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione. Ok, ho finito il mio intervento, passo la parola a Andrea Rizzi per il suo intervento. Buongiorno a tutti, il mio intervento sarà molto breve perché naturalmente non c'è solo l'aspetto legato ai bandi, ma anche l'aspetto che ogni singola azienda, ogni singola situazione ha delle sue peculiarità che devono essere valorizzate assolutamente sotto il profilo tecnico dal professionista agronomo forestale che è incaricato poi nella progettazione e nella direzione dei lavori. Quindi alcuni concetti saranno di ripresa rispetto a quello che ci ha detto Linda, e per questo le chiederei se è possibile accedere alla prima slide. Ci sono alcune cose che sono state già dette, ma che hanno un ruolo importante sia per quanto riguarda la progettazione tecnica, ma anche per quanto riguarda il progetto inserito nel parco Fiume Brenta. Quindi sotto profilo tecnico la progettazione deve garantire un turno degli impianti che sia minimo e quindi corrispondente agli 8 anni e che ci sia un turno massimo di 20 anni dal punto di vista del bando, non solo dal punto di vista culturale. Come diceva Linda, le piantagioni possono essere monocicliche, miste oppure. Naturalmente monocicliche si avvicinano moltissimo a quella che è la cultura tradizionale, anche se nella scelta dei cloni, come abbiamo visto, si sta evolvendo, miste, e nel caso in cui ci sia una mescolanza delle specie, e questo appunto è un indirizzo dello stesso bando, ma anche di quelle che sono gli indirizzi o comunque le misure per aumentare la biodiversità nel parco del fiume Brenta, oppure possono essere pure, e in questo caso ritorniamo un po' al concetto di monociclico.
Le densità sono abbastanza basse, cioè si parla di 200-350 piante ettaro, quindi vuol dire che dal punto di vista delle scelte progettuali si tratta di scelte definitive, nel senso che non si parte da una densità molto elevata per poi ritornare verso fine turno a solo una scelta di alcune piante che hanno raggiunto gli obiettivi culturali, ma qui si tratta di seguire le singole piante sin dall'inizio del proprio impianto. Come si diceva, per la coerenza rispetto a Natura 2000 e per gli obiettivi del parco, sono esclusi tutti i terreni che hanno una componente di biodiversità molto elevata, basta pensare alle torbiere o alle zone umide, oppure quelle che sono state individuate come habitat ai sensi dell'allegato 1 della direttiva Habitat 9243 CE. Interessante è che la superficie può essere anche non accorpata, ma l'area dei singoli corpi non deve essere inferiore al mezzo ettaro. Cosa vuol dire? Che di per sé c'è la possibilità di imboschire anche mezzo ettaro, che non è una superficie notevole dal punto di vista magari ecologico, però nell'ottica aziendale potrebbe risultare un'area marginale. Quindi di per sé c'è la possibilità di compiere più singoli accorpamenti per raggiungere anche superfici notevoli. Se possiamo passare alla seconda slide. Come si diceva, il bando è composto da degli allegati tecnici che prevedono l'utilizzo di cloni, ad esempio per il pioppo, ad alta sostenibilità. Sono cloni che sono molto collaudati in ambiente scientifico, ma anche in ambiente, tra virgolette, rurale, cioè delle singole aziende. Sono certe volte poco conosciuti, però che comunque hanno delle performance notevoli. Perché sono importanti questi cloni? Sono importanti perché richiedono un minor apporto di energia per il loro mantenimento, quindi sto pensando ai prodotti fitosanitari. Quindi capite bene che nel contesto del parco del Brenta l'utilizzo di cloni resistenti e maggior sostenibilità ha un ruolo importante. Okay. Così come la mescolanza, che è un valore molto chiaro, molto definito all'interno di questi impianti, vuol dire aumentare la resistenza ecologica, cioè la capacità di assorbire quelli che sono fattori esterni di perturbazione. Possiamo andare avanti, grazie Linda. Quindi abbiamo un'architettura del pioppeto classica con 200-330 individui ettaro, con la singola pianta che può avere una pertinenza di 30-50 metri quadri e con turni appunto classici della piopicoltura che variano dagli 8-11 anni in funzione dell'assortimento che viene richiesto. Certamente poi sta anche al singolo progettista o comunque il singolo imprenditore agricolo trovare un contesto di questo pioppeto nell'architettura del paesaggio, no? Quindi l'inserimento di siepi, anche semplicemente arbustive, possono modificare in qualche modo anche l'assetto territoriale e rurale. Per quanto riguarda altre specie, che di per sé rappresenta un po' un modo con cui veniva fatta l'arboricoltura nel passato, ma che adesso comunque sta diminuendo, ci sono alcune condizioni sicuramente per impianti monospecifici, come quello di non superare i 3 ettari per il noce e non fare una coltivazione in purezza di ciliegio. Resta il fatto che comunque, almeno questo è il mio parere personale, come professionista, sta il fatto che più specie ci sono all'interno del popolamento, più si ha una sicurezza per la salute e lo stato fitosanitario delle piante.
Per quanto riguarda le singole piante e anche l'idoneità, c'è un altro allegato tecnico, quindi oltre a una lista dei pioppi che hanno una forte sostenibilità ambientale, c'è anche una lista delle specie che si possono adottare negli imboschimenti, con alcune caratteristiche dei suoli e anche se sono specie alloctone e non alloctone. E qui ritorniamo al contesto del parco del fiume Brenta, per cui la presenza di specie alloctone, cioè non locali, non è possibile per le misure di conservazione che sono state approvate per la ZSC del Brenta. Poi se ci sono delle domande le scrivete nella chat e se sono stato troppo tecnico cerco di rispondervi. Possiamo andare avanti. E ecco, io concludo appunto la mia breve presentazione mostrandovi quelle che sono le moderne tecniche dell'arboricoltura, che sono il frutto di anni di esperienza di un progetto LIFE, anch'esso chiamato InBioWood, in cui c'è la raccolta di quello che è la conoscenza sulle piantagioni policicliche potenzialmente permanenti. E vi rimando appunto alla pubblicazione che è facilmente scaricabile dal sito del progetto, secondo cui comunque l'importante è questo, è che secondo cui c'è la possibilità di avere dei redditi non solo alla fine del turno, ma dei redditi differenziati negli anni in funzione delle specie che si sono scelte come principali. Quindi questo sicuramente è un aspetto interessante sia dal punto di vista reddituale, perché ti permette di avere dei redditi distribuiti nel tempo e non solamente ai 20 anni, così come è definito il turno del bando, e sia anche la ricchezza di specie che permette in qualche modo, assolutamente sotto un profilo anche economico, di assecondare gli aspetti della biodiversità. Sì, questo è una ripetizione rispetto a quello che ha detto Linda, ma ripetita iuvant, soprattutto quando si parla di risorse monetarie. E la cosa interessante è che si parte da piccolissimi interventi, perché la spesa ammissibile parte da 2.500 euro, quindi vuol dire che si parte dal mezzo etero fino naturalmente ai 40.000 euro. Quindi la cosa quindi interessante è che attraverso questo bando si possono intercettare miriade di situazioni, dalla più legata all'agricoltura come passatempo e quindi il piccolo proprietario terriero, fino invece all'imprenditore agricolo principale che decide di destinare una bella porzione di azienda alla costituzione di un arboreto. Io vi ringrazio e naturalmente sono a disposizione per le domande. Grazie Andrea. Forse aggiungo un elemento che mi sono dimenticato di dire all'inizio della presentazione. Ovviamente i contenuti sono validi per tutta la regione. Noi stiamo presentando un bando di fatto della Regione Veneto. Li presentiamo in qualità di progetto Parco Fiume Brenta, perché di fatto il progetto stesso può offrire supporto a tutti i proponenti che volessero appunto intraprendere una progettazione di questo tipo. Quindi siamo in grado appunto di supportare, se all'interno del Parco Fiume Brenta, nell'area di Verasca, il progetto, a seconda del progetto e della tipologia di impianto, si propone di supportare anche gratuitamente eventuali proprietari pubblici e privati. Quindi ovviamente poi avrete i nostri contatti, i nostri riferimenti. Nel caso in cui il vostro progetto ricada nell'area di interesse, possiamo sentirci per programmare la collaborazione. Quindi, Linda, vuoi... Certo, allora adesso lascio la parola a Stefano Pellizzon per il suo intervento. Stefano, puoi condividere lo schermo quando... Sì, grazie, buongiorno a tutti. Adesso colleghiamo. Troppe finestre aperte. Ecco qua. Si dovrebbe vedere.
Benissimo, allora il mio intervento riguarderà un po' più gli aspetti relativi poi a quella che sono la valorizzazione di una nuova foresta anche all'interno di quello che è la cornice di un'associazione come può essere la nostra e altre, insomma ovviamente la nostra è una di quelle presenti in Regione Veneto e non solo in Regione Veneto. Quindi faccio anche un po' un piccolo excursus sul chi siamo, perché siamo anche un po' un'anomalia da questo punto di vista, nel senso che l'associazione è nata nel 2002 grazie a un finanziamento del piano di sviluppo rurale, torniamo tra l'altro, no, al tema della giornata, e all'inizio erano presenti sostanzialmente solo comuni che avevano l'esigenza di gestire in maniera forestale dei boschi di pianura, ovviamente diciamo, argomento che non era più nelle corde delle amministrazioni comunali e dei dipendenti, dei funzionari delle amministrazioni, per cui si è andati verso appunto la creazione di un'associazione che potesse portare queste competenze. Ovviamente poi nel tempo si è ampliata, specializzata, insomma, l'associazione, e oggi tra gli obiettivi ha diverse attività, tra cui sempre quella della gestione forestale sostenibile, perché poi ovviamente c'è anche questo tema che nel tempo abbiamo abbracciato, ma anche quella di favorire, insomma, la ricerca di contributi e la capacità di valorizzare poi i boschi esistenti. Da quell'inizio, insomma, del 2002 c'è stata una particolare evoluzione negli ultimi anni, per cui ad oggi i soci presenti sono 29 e da una localizzazione sostanzialmente nella provincia di Venezia, anzi nella parte orientale della provincia di Venezia, ora siamo presenti in 3 regioni e ecco perché dicevo siamo un po' un'anomalia, perché associazioni di boschi di pianura in Italia pare che non ce ne siano, tranne la nostra, e quindi diciamo oggi c'è anche questa diciamo presenza in aree diverse dalla sola area di nascita, per cui siamo presenti in 3 regioni con più di 2300 ettari. Tra i soci ci sono soci pubblici, per cui abbiamo 14 comuni, ma oppure anche parchi, come il Parco Oglio Sud, ma anche poi dei privati, tra cui 2 soci che sono più apicoltori, un consorzio forestale e altre aziende agricole, per esempio vitivinicole. I soci poi privati hanno colto appunto delle opportunità che vi dirò successivamente. La struttura molto velocemente è una struttura abbastanza snella, dove la parte diciamo amministrativa è gestita dal Vegal, che è quindi il gruppo di azione locale, un'agenzia di fatto pubblica o quasi, insomma è una struttura un po' particolare che diciamo agisce per lo sviluppo territoriale. E dall'altro lato poi abbiamo invece, per quanto riguarda l'assistenza tecnica, appunto Etifor, che ci supporta per tutto quello che riguarda poi la parte ovviamente forestale e non solo. I nostri boschi, appunto, entrando in associazione, hanno visto da subito la realizzazione del piano di riassetto forestale, di piano di gestione forestale, proprio per darne un corretto sviluppo. E poi, come dicevo prima, nel 2016 è stato fatto questo passo ulteriore che ha portato alla certificazione FSC di gestione forestale responsabile dei nostri boschi, che sono stati da questo punto di vista i primi certificati in Regione Veneto tramite il gruppo di certificazione Valplus. Ecco che da una semplice, diciamo così, semplice gestione forestale iniziale abbiamo capito nel tempo che quello doveva essere ovviamente il nostro obiettivo, cioè arrivare a una gestione forestale responsabile e sostenibile per dare prospettiva ovviamente a questi boschi, che nella stragrande maggioranza sono peraltro boschi non di natura produttiva, e quindi è stato fatto questo primo passaggio. Nel dicembre del 2018 poi sempre questi boschi, insieme al gruppo di certificazione che citavo prima, sono stati i primi al mondo a essere certificati per i servizi ecosistemici, per cui oltre diciamo, a quel valore intrinseco che tutti sappiamo riconoscere ai boschi,
siamo andati proprio a misurare quelli che sono gli effetti positivi di questi boschi su 5 temi, che sono conservazione della biodiversità, servizi di regolazione idrica, conservazione del suolo, sequestro del carbonio e servizi ricreativi. Questo, oltre ad essere una cosa secondo me che è particolarmente importante e interessante, perché riesce anche a far capire alle persone, quelle che magari non sono vicine al mondo della selvicoltura o dei temi forestali, con dei numeri, insomma con degli esempi, quelli che possono essere, che sono i vantaggi di avere dei boschi, hanno anche dall'altro lato dato l'opportunità di raccogliere fondi, di raccogliere diciamo, risorse per gestire correttamente poi questi boschi. E quindi insomma la certificazione forestale FSC penso la conosciamo tutti, insomma è uno standard fondamentale e è riconosciuto a livello mondiale per la propria utilità e per la propria insomma, autorevolezza, e questo ha dato una mano, come dicevo prima, anche per gli investimenti, perché nel momento in cui io, che sono un investitore, voglio investire sulla mia neutralità carbonica o comunque su alcuni interventi per migliorare la biodiversità di una zona vicina a casa, eccetera, eccetera, è chiaro che se so che dietro all'intervento che voglio fare c'è un soggetto come FSC, è evidente che mi sento sicuramente più tranquillo, ma anche, proviamo a dire così, so che posso più facilmente vendere questo tipo di intervento, nel senso che il marchio è un marchio riconosciuto e sicuramente, come dicevo, aiuta anche in una prospettiva di mercato. Oltre appunto a quello che dicevo prima, consideriamo che è possibile, ecco, con chi fa parte dell'Associazione Forestale di Pianura, ha l'accesso poi al portale Wow Nature, che è creato da Etifor e che consente poi di portare a quello che dicevo prima, no? Cioè alla valorizzazione poi economica dei nostri boschi, non necessariamente in un'ottica produttiva, tramite questo sito è possibile diciamo, avere da un lato o diciamo, l'ipotesi, la possibilità di creare un nuovo bosco, quindi ecco questo che vedete, cresce o regala un albero, oppure dall'altro lato riduci i tuoi impatti, di investire per intervenire su boschi già esistenti, quindi per fare in modo che i boschi insomma, trovino risorse per essere gestiti in maniera corretta. Devo dire che sta funzionando molto bene e diciamo, c'è anche un trend mondiale insomma, che da questo punto di vista sicuramente aiuta ed è anche molto usato, insomma, l'abbiamo usato sia personalmente anche in alcuni casi, insomma, per esempio l'amministrazione comunale di San Stino di Livenza per Natale ai propri dipendenti ha regalato appunto la riduzione dell'impatto degli alberi del bosco di Bandiziole, per quello che tra l'altro vedete alle mie spalle, ed è stata sicuramente un qualcosa di gradito e un qualcosa che insomma non fosse una banalità che purtroppo a volte succede che si regala per Natale, no? Ecco, quindi un qualcosa di un po' più importante che ci fa anche riflettere. Quindi l'interessante di questa cosa è vedere come ci sono degli strumenti, oltre a quelli pubblici che sono fondamentali, dei finanziamenti che peraltro abbiamo appena citato, esistono anche delle prospettive di finanziamenti di privati o con delle sorte di crowdfunding che possono integrare o addirittura insomma, sostituire completamente i finanziamenti pubblici. Quindi diciamo, è una bella prospettiva da questo punto di vista. Quindi mi avvio alla conclusione: perché aderire al bando del PSR Veneto? Sicuramente, come si diceva prima, l'intervento diciamo, intende incentivare la diffusione dell'arboricoltura da legno al fine di ridurre gli effetti diciamo, negativi dell'attività agricola intensiva, con anche una funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. È chiaro che qui non stiamo parlando di interventi che rimarranno boschi per sempre, però è anche vero che comunque lo rimarranno per un tempo abbastanza lungo e non è detto che peraltro non possono far partire anche
degli interventi che possano riguardare l'agroforestazione, che è un tema sicuramente interessante e che potrebbe essere molto valido in prospettiva per fare in modo che l'agricoltura sia anche un po' meno impattante. Il finanziamento, come è stato già detto, è l'80%. Ecco, perché aderire a consorzi? Io qui l'ho fatto volutamente un po' generale, nel senso che allora, noi come Associazione Forestale di Pianura non partecipiamo direttamente in questi casi al bando, perché non siamo un consorzio forestale, però è possibile farlo tramite i consorzi forestali o tramite altre associazioni. Ad ogni modo, però, l'aderire a un consorzio o un'associazione ha dei vantaggi, perché riduce i costi di certificazioni qualora appunto un soggetto volesse certificarsi FSC. Farlo con una certificazione di gruppo costa meno, ci sono evidentemente delle economie di scala, insomma non serve neanche che ve lo spiego, e dà maggior punteggio nei bandi. Come dicevo, per quanto ci riguarda, qui noi non partecipiamo direttamente, quindi non ci sarebbe il plus dell'associazionismo, però per esempio ci sarebbe il vantaggio comunque che entrando in un diciamo, schema che è già certificato, si può accedere insomma alla fase di, cioè scusate, al punteggio dato da certificati o in fase di certificazione. E poi porto come ultima cosa un caso di successo, ecco perché secondo me è importante insomma fare l'unione, no? Per avere maggior forza. Recentemente il bando del Ministero, adesso ho cambiato il nome tra l'altro, dovrei anche cambiarlo, si chiama MITE, non più MATM, ma il Ministero della Transizione Ecologica, ha da poco pubblicato il bando per la forestazione urbana nelle città metropolitane, e tutti e 4 i progetti presentati dalla città metropolitana di Venezia sono stati finanziati. Due di questi progetti sono relativi a nostri soci, un terzo tra l'altro dovrebbe diventarlo, e devo dire che ci siamo spesi insieme anche a Etifor proprio per fare in modo che ci fossero partecipanti, che fosse un bando partecipato e che ci fossero progetti di qualità. Questo sicuramente, devo dire, è stato un bellissimo risultato di gruppo. Ricordo peraltro, come ultima cosa, che c'è una legge in Veneto, che è la legge 13 del 2003, che finanzia i boschi di pianura, invece questi permanenti. Quella vedrà quasi sicuramente entro la fine dell'anno un nuovo bando, quindi qualora qualcuno fosse interessato invece a una tipologia di bosco più diciamo così, stabile, ecco, sappia che ci sarà sicuramente questo bando, e dovrebbe esserci un punteggio maggiore per chi partecipa, diciamo, essendo presente come in un'associazione, e anche lì dovrebbe essere dato un maggior punteggio a chi è certificato. Insomma. Ecco, questo è in estrema sintesi il ragionamento sul come dare valore alle foreste tramite l'associazionismo. Grazie. Grazie Stefano per il tuo contributo. E passerei ora alla sezione di domande e risposte. Vedo che sono state fatte un bel po' di domande nella chat, e vedo che anche i nostri relatori hanno proceduto comunque a rispondere direttamente, e magari possiamo leggere alcune delle domande che sono state fatte, e se appunto avete altre domande potete continuare a scriverle direttamente in chat. Allora inizio io in riferimento a una domanda che mi è stata posta direttamente. Allora, mi è stato chiesto da Paolo Chieppo, Paolo Andreotti, se il pioppeto è stato piantumato a marzo 2021 è possibile fare richiesta di contributo? Allora, la risposta è no, perché generalmente non si finanziano interventi che sono avvenuti prima dell'uscita del bando. Ecco. Se vogliamo magari rileggere alcune domande che sono state fatte e a cui non è stata data risposta. Forse Linda, una domanda effettivamente un po' tecnica. Il bando dice che non si può
piantare e quindi fare un progetto in area Natura 2000. In realtà in area Natura 2000 si può. L'importante è che l'impianto non sia fatto sopra un habitat, e per habitat si intende appunto un habitat come un'area umida, un bosco esistente, un prato arido, quindi un habitat che abbia un interesse ambientale specifico all'interno del sito Natura 2000. Per capirci, se siamo dentro un sito Natura 2000, ma in un terreno agricolo o degradato o abbandonato che non ha una valenza ambientale, si può proporre questo tipo di progetto di arboricoltura. D'accordo. Grazie. Se vuoi, perché ho risposto io un po' a tutte le domande, quindi vado io velocemente. Poi un'altra domanda che arriva da Alessandra Patti riguarda la possibilità di utilizzare questo bando per far fronte ad obblighi di compensazione. Quindi non ho trovato riferimenti, ma a naso mi sento di dire, magari Andrea Rizzi può confermare, a naso diciamo di no, non è possibile utilizzare questa misura del PSR per far fronte ad obblighi di compensazione privati. Corretto, Andrea? Generalmente è una cosa... Le opere di compensazione, come in questo caso, non sono mai soggette anche a finanziamento del PSR, quindi adesso ci metto la mano sul fuoco, ma... Certo, no. Sì, sì. Facciamo un approfondimento, ma generalmente non sono mai ammessi. Poi posso accedere al finanziamento essendo un proprietario di 5 ettari ma non essendo azienda agricola? Sì. Abbiamo visto che ovviamente se si è imprenditore agricolo a titolo principale, quindi se si ha un'azienda agricola aperta e funzionante, si ricevono punti in più. Ciò non significa che non si possa fare domanda essendo un semplice proprietario di una superficie. E poi connesso a questo punto, appunto è stato chiesto, ma come se io non sono imprenditore agricolo a titolo principale, se non ho un'azienda agricola, come faccio a raggiungere il punteggio minimo, no? Di 35 punti? In realtà vi abbiamo messo e presentato appunto, Stefano Pellizzone ha presentato l'Associazione Forestale di Pianura, perché l'associazione è un gruppo di certificazione. Abbiamo visto come nei criteri e nei punteggi il fatto di essere nel percorso, avviare il percorso di certificazione o avere già la certificazione comporti un punteggio di 30 punti per coloro che hanno già la certificazione, 25 per quelli che sono in processo di certificazione. Quindi capite bene che semplicemente l'adesione al gruppo di certificazione dell'Associazione Forestale di Pianura permette di ottenere 25 punti in più in graduatoria, quindi solo l'adesione per ovviamente avviare il processo di certificazione. Ricordo che poi l'Associazione Forestale ha diciamo delle quote associative annuali che sono per i proprietari privati, tra l'altro sono molto basse, si parla di qualche centinaio di euro. Quindi questo permette effettivamente di ottenere il finanziamento. Ovviamente se uno entra nell'associazione e nella certificazione ci deve credere, perché comunque significa un impegno ambientale e di gestione sostenibile dell'impianto. Altre domande? Vediamo, sì, penso di aver risposto. Rispetto ai contatti, potete fare riferimento appunto alla mail anche di Linda Barci che ricopio qua in basso, quindi su questo potete contattare direttamente l'email dell'organizzatrice e noi, a seconda del caso, vi indirizzeremo se nel territorio del Parco Fiume Brenta, lì vi potremo supportare direttamente in forma gratuita. In altro caso, comunque vi aiuteremo a contattare Andrea, Rizzi o altri tecnici che a seconda del territorio saranno disponibili per portare avanti le vostre progettazioni. Ovviamente poi vi possiamo anche mettere in contatto con Stefano Pellizzone, che comunque può lasciare eventualmente i propri contatti per l'adesione all'Associazione Forestale di Pianura o anche semplicemente contattando attraverso il sito. Non so, Linda, se vuoi già copiare il sito e i contatti nella chat, così sono a disposizione di tutti. Vediamo se sono arrivate altre domande.
Due domande ingenue. Che destinazione ha il legname prodotto? Non è ingenua, anzi, forse diciamo un punto debole di questa webinar è che non abbiamo affrontato il tema dell'utilizzo, del commercio, di cosa se ne fa poi del legname prodotto. Quindi per rispondere a questa domanda dipende dalle specie che andiamo a piantare. E quindi se abbiamo un pioppeto di tipo tradizionale, questo ha un mercato già consolidato, di fatto un po' tutto il trend della piopicoltura in Italia, nel mondo e della fibra di legno. Stiamo parlando di un mercato fortemente in crescita. Pensate a tutte le spinte politiche e alle nuove politiche che costringono o comunque incentivano la conversione da materiali non sostenibili, non rinnovabili, a materiale rinnovabile come il legno. Quindi sul mercato futuro del pioppo da qui ai 10 anni diciamo è una garanzia, anzi diciamo che il mondo incomincerà a farsi le lotte per la biomassa legnosa e rinnovabile, come lo sta già facendo su altre risorse naturali. Riscaldamento, la seconda, come convivono boschi e colture tradizionali, mais fianco a fianco, si sopportano, grazie a tutto, molto interessante. Quindi è importante ricordare che il bando non finanzia culture legnose a rapido accrescimento per scopi energetici, quindi le cosiddette short rotation forestry, quindi gli impianti a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a scopo energetico non sono considerati, ma questo non toglie che si può piantare un arboreto da legno a scopo anche poi per produrre biomassa per il riscaldamento. Come convivono boschi e colture tradizionali? Diciamo che nel caso del pioppeto o di altre varietà che crescono meno velocemente, avendo l'obbligo di piantare almeno 200 piante ad ettaro, 200 piante ad ettaro permettono un impianto poco denso e quindi soprattutto nei primi anni dell'impianto si può pensare di coltivare tra i filari. Però chiedo a Rizzi una specifica se questo sia ammesso dal bando, la possibilità di coltivare tra le fila, almeno nei primi anni. Beh, in teoria no, perché comunque è arboricoltura e quindi solitamente, adesso non ho guardato i riferimenti di questo bando, ma andando nella memoria storica non ti è consentito di coltivare. Resta il fatto che comunque se c'è sotto il prato lo sfalcio in qualche modo debba essere fatto, insomma, perché le cure culturali nei primi anni, se c'è lo sfalcio da fare, dipende da cosa c'era prima, o se invece della pacciamatura si fa una falsa semina, cioè un po' di cose che lì si entra nel tecnico, quindi però in teoria agricoltura sotto l'impianto non si può fare. E per quanto riguarda invece ho visto alcuni pioppetti che intercalavano la medica, quindi appunto specie che possono essere sfalciate, il medicaio sotto il pioppeto può essere di fatto sfalciato e quindi di fatto l'agricoltore può anche trarne vantaggio sicuramente nei primi anni dell'impianto. Tecnicamente sì, cioè come dicevi tu, tecnicamente mettendo una bassa densità, e quindi si parla principalmente di 200 specie a ettaro, ti permette i primi anni, non so, fino al terzo anno in funzione della fertilità, di ottenere delle culture foraggere nella parte sottostante, però questa è una verifica che va fatta sicuramente con i funzionari regionali se si vuole entrare nel merito dell'eleggibilità del progetto. E per quanto riguarda la convivenza delle culture, penso che non ci sia ormai grossi problemi. Sicuramente devono essere rispettate le distanze al confine, sicuramente bisogna anche pensare come progettare questo impianto in funzione anche delle culture, delle ombre o dello sviluppo delle chiome. Quindi lì entra un po' nel merito il progettista, ma non perché voglio fare pubblicità a me stesso o comunque alla mia categoria, però si tratta veramente che poi ogni singolo elemento progettuale, come dicevo all'inizio della
Perfetto. Chiedono poi appunto se le slide saranno condivise, e sicuramente le slide saranno rese disponibili alla pagina parcofiumebrenta.it, eventi, e anche Magari la ancora copia registrazione. vicinato. Ti abbiamo perso nell'ultima frase, però va benissimo. Ci sono altre domande? Potete scriverle direttamente nella chat ancora. Altre considerazioni? Quindi direi che per fare sintesi, vi abbiamo presentato un progetto e quindi vi chiediamo sicuramente di seguirci con il Parco Fiume Brenta, di iscrivervi alla newsletter. Vi abbiamo appunto presentato un'opportunità che ha valenza regionale e vi abbiamo appunto detto che Parco Fiume Brenta come progetto può supportare anche gratuitamente progettazioni di questo tipo all'interno dell'area rivierasca. La terza è che abbiamo, spero, fatto chiarezza sul bando, risposto un po' a tutti i dubbi e vi abbiamo anche dato un'opportunità non da poco, nel senso che abbiamo visto l'opportunità economica, quindi 5.000 euro ad ettaro, circa 40.000 euro massimo di finanziamento per ogni richiedente, che possono essere ottenuti anche grazie all'adesione dell'Associazione Forestale di Pianura che condividendo un gruppo di certificazione forestale abbassa i costi della certificazione e vi permette di ottenere 25/30 punti in sede di valutazione, che non sono pochi perché nel momento in cui ci si candida 30 punti fanno la differenza. Ovviamente poi noi, Andrea, saremmo a disposizione anche per darvi delle dritte per come costruire al meglio il progetto in modo tale da ottenere il massimo del punteggio, quindi rispettando anche tutti i requisiti e creando impianti sostenibili, perché l'importante è anche quello di proporre sì sistemi produttivi, ma che possano coniugare anche esigenze di tipo ambientale. Se non ci sono altre domande, quindi il finanziamento massimo di 5.000 euro ad ettaro viene dato solo a chi ha un punteggio sufficiente, nel senso che poi ci sarà una graduatoria, sperando che ci siano diverse richieste, ci sarà una graduatoria e ovviamente chi avrà più punteggio entrerà primo nella lista fino ad esaurimento risorse, quindi quello che avrà un punteggio basso e non riuscirà sostanzialmente ad arrivare ad ottenere il finanziamento. Però questo potrebbe anche accadere che non ci siano tante domande e quindi quasi tutte vengano finanziate. È 1 milione di euro in tutta la regione, quindi mi aspetto che il settore della pipicoltura sia abbastanza attivo in questo bando, insomma. Mi pare ci sia un punteggio minimo, corretto, il punteggio minimo di 35 punti, però appunto rispettando alcune dinamiche, se guardate alla fine del bando c'è una tabella con i punteggi di valutazione, vi possiamo supportare anche noi nel fare quel calcolo. Sicuramente dovete presentare un progetto che abbia almeno 35 punti, se no non ha senso appunto presentarlo. Bene, vedo che non ci sono altre domande. Linda, io chiuderei. Sì, no, un'altra domanda. Ah, perfetto. Etifor può aiutare anche con il progetto, giusto? Certo, sì, noi vi possiamo appunto dare anche l'informazione generale, guidarvi e scegliere il progettista. Oggi con noi c'è Andrea Rizzi, appunto, e collegarvi in modo tale da formulare un progetto completo, quindi sia dal punto di vista progettuale, ma anche poi nell'inserirvi un network, una rete che è quello dell'Associazione Forestale, in modo tale
che ti possa uscire con un progetto completo dal punto di vista economico, ambientale, sociale e che sia anche certificato. Ecco. Bene. Bene. Se non arrivano altre domande, grazie. Se non arrivano altre domande, direi che possiamo concludere qui l'intervento. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione attiva e per le domande che sono state fatte e un grazie particolare ai relatori che hanno partecipato. Di nuovo la registrazione sarà resa, potrete trovare la registrazione alla pagina di Parco Fiume Brenta e nella sezione eventi e sarà resa disponibile tra qualche giorno. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.